Buonasera amici di Sportisili, siamo ancora qui da Ronzone, sesto giorno di ritiro per il Palermo, non solo questioni di campo. Beh, Assolutamente no. Intanto buonasera a tutti, lo potete vedere anche sullo sfondo, probabilmente si riesce a intravedere. C'è Ivan Marconi con i genitori e con i suoi due Cavalier King. Tra l'altro possiamo dire che è la tua razza preferita, quindi da questo punto di vista hai avuto anche modo di poterci giocare. Abbiamo anche messo una storiella su Instagram proprio con Ivan, che però attraverso la rete del campo sportivo di Nonzone. Lascio a te la parola in questo caso perché diciamo sei un po' più avvezza a questa, anche perché eri lì con i cani, quindi diciamo. sì, io ero lì con i cani, ammetto che mi stavo intrattenendo con i cani e poi è arrivato Ivan che prima ha avuto un incontro con i suoi cuccioli attraverso la rete e poi al termine dell'allenamento, dopo la doccia, ha raggiunto la sua famiglia con i suoi cani proprio alle nostre spalle, lo vedete in questo Esatto. momento. Intanto do un'occhiata. Ma torniamo alle questioni di campo. Anche Diciamo perché che non è per parlare di cani che siamo qui a Ronzone. però è un elemento per considerare che comunque i giorni in ritiro si stanno facendo tanti, noi siamo qui da 6 giorni, mentre loro hanno effettuato un pre-ritiro di circa 5 giorni, per cui ecco, le famiglie iniziano a mancare anche ai calciatori. Sì, assolutamente. Intanto prendo il microfono, cara Chiara, provo a emulare un personaggio a noi molto caro. Tu purtroppo sei stata protagonista di questo strano, questo è diventato anche un meme, possiamo dirlo. Comunque, tornando a noi, ci sta anche che i calciatori, è un ritiro, quindi di queste scene se ne vedono, poi un ritiro che durerà 25 giorni con 3 giorni di pre-ritiro, quindi ci può assolutamente stare. Campo perché oggi abbiamo visto il Palermo intanto effettuare la seduta ormai divenuta proverbiale di recovery in piscina, dopodiché pomeriggio sul terreno di gioco, questa volta però gruppo unito, non c'è stata la consueta suddivisione del gruppo tra difensori, centrocampisti e attaccanti. Mister Conigli li ha voluti tutti insieme, li ha voluti tutti a lavorare, anche perché domani c'è la prima uscita, diciamo, ufficiale. Si tratta di un amichevole, si tratta della classica sgambata contro la formazione locale della sede del Ritiro. Noi siamo stati testimoni anche 2 anni fa a Sappada, scusate, a San Gregorio Magno, ma più in generale. La prima amichevole serve anche per un po' testare le gambe. Si gioca contro l'Alta Unania. Se Basta una... bassa Unania, aiutateci poi col calendario, potete trovarlo ovviamente sul sito di Sportisi, il calendario delle amichevoli. A tal proposito ricordo di seguirci sui nostri canali social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, sul nostro canale YouTube e sul sito www.sportisi.it. Tra l'altro possiamo anticipare che domenica ci sarà una sorpresa per i tifosi del Palermo, non diciamo altro, una sorpresa che è proprio made in Ronzone, possiamo dire questo, piccolo spoilerino qui dal Trentino Alto Adige. Dicevo, poi lavoro sul campo prima con un lavoro proprio come di consueto, riconquista palla, nonché a parti invertite uscita nel cosiddetto, nella cosiddetta costruzione al basso. Diciamo che sta diventando un po' il leitmotiv di questi primi giorni di ritiro. Poi è chiaro che anche in base a quello che verrà fuori dall'amichevole di domani, sicuramente non tanto le cose che andranno bene, perché quelle ce le si aspetta, anche considerando l'avversario, sulle cose che andranno bene, perché purtroppo voi non voi ci saranno. Corini sicuramente con il suo staff lavorerà molto molto duro. Per esempio ho visto un Salvatore Lanna in forma smagliante, sia a livello gambe, perché sembra quasi che non abbia mai smesso di giocare, l'ex terzino storico del Chievo, di Corini, di Del Neri, il Chievo dei miracoli dei primi anni 2000, e poi anche provido di consigli per i giocatori. E poi intanto il lavoro fatto con la palla proprio per cercare anche di andare in gol, più che altro su un lato soltanto di campo, non tanto sui due lati, come si è fatto per esempio, come si è fatto nella partitella di cui avete avuto modo di vedere qualche immagine o qualche spezzone nel video che abbiamo pubblicato proprio qualche minuto prima della nostra diretta. Partitella finita 3-1 per i bianchi, con tanto di foto che probabilmente a breve vedremo anche sulla pagina del Palermo, con un gran gol di e Soleri. con un gran gol di Solari, dicevi bene. Sì, un gran gol di Soleri che non sembra voler mollare il suo Sì, posto tra le fila del Palermo. E il marco quindi lo mette sempre. sì, il marchio lo mette sempre, si sta allenando al meglio, nonostante i rumors di mercato parlino di un potenziale addio, però ecco,
c'è da dire che veramente tutta la rosa si sta allenando al meglio. C'è da segnalare il fatto che Corona parzialmente non ha svolto alcuni esercizi con la squadra, ma ha provato con lo staff alcuni tiri nello specchio della porta in alternanza con alcuni compagni, tra cui in particolare Stulaz, con i centrocampisti, insomma. Sì, c'è stata l'alternanza tra Sturaz e Segre in particolare nella gestione proprio così, nel dare una mano a Corona. Tra l'altro Corona, piccola notizia a margine, che va in una via di mezzo tra campo e anche mercato, inevitabilmente, perché qualche minuto fa il Palermo ci ha comunicato una variazione nei numeri di maglia, in particolare che riguarda Giacomo Corona e Roberto Insigne, perché il neo arrivato dal Frosinone indosserà la maglia numero 11, che in un primo momento era stata assegnata proprio al figlio di Re Giorgio, da capire se è soltanto una situazione temporanea, considerando che Corona negli ultimi 2 o 3 giorni si è allenato, a parte comunque non si è allenato in maniera continuativa col gruppo, o se c'è anche qualcos'altro dietro, una scelta tecnica, una scelta di mercato, un trasferimento che potrebbe arrivare nel giro di pochi giorni. Cercheremo di capire qualcosa. Quel che è certo è che Giacomo Corona difficilmente farà parte del progetto tecnico per la stagione 23-24. È corretto e doveroso anche per un ragazzo che l'anno scorso si è affacciato in Primavera 1 con la maglia del Torino, che faccia anche le sue esperienze, e chissà, magari per il 24-25 il Palermo potrebbe anche trovarsi un centravanti fatto in casa e di grande talento e di grande spessore. Attendiamo naturalmente i vostri commenti, le vostre curiosità. Tra l'altro qualche notazione a livello tattico, perché il Palermo oggi sì col solito 4-3-3, ma anche col 3-5-2, perché in alcuni frangenti è stato provato addirittura Valente come seconda punta e Roberto Insigne esterno a tutta fascia. Naturalmente sono prove che lasciano il tempo che trovano dal punto di vista delle scelte poi di fine stagione, del corso della stagione. Il battesimo ufficiale sarà, ricordo, tra un mese, poco meno di un mese, il 12 di agosto all'Alberto Picco di La Spezia, contro la squadra che allo stato attuale si presenta con l'11 della retrocessione, che ha fatto la Serie A, quindi male non è. Resta ovviamente da capire quali saranno le scelte. Domani potremmo avere qualche assaggino, però intanto vediamo cosa succede. C'è da dire che comunque il Palermo quest'anno si è mosso molto in anticipo, la squadra è parzialmente composta, nel senso che gli allenamenti sono molto molto realistici, sia dal punto di vista dei moduli che dal punto di vista degli schemi. Ovviamente il calciomercato del Palermo non è finito, ci saranno delle sistemazioni, soprattutto al centrocampo, ma la sensazione è che comunque la compagine di Eugenio Corini si farà trovare pronta sia per quanto riguarda l'esordio in Coppa Italia che per quanto riguarda l'esordio in campionato, che comunque resta piuttosto imminente. Tra l'altro il ritiro del Palermo si svolgerà per lo più lontano da casa in questa stagione, e quindi sarà una preparazione precampionato sostanzialmente rigorosa, a differenza di quello che è accaduto negli anni scorsi. Quindi, tra l'altro, possiamo dire che il Palermo dovrebbe al rientro ritrovare il campo di Torretta, come ha annunciato il presidente Mirri, per cui le condizioni sono quelle migliori per preparare al meglio la prossima stagione. Insomma, non ci saranno più scusanti. Assolutamente no. Tra l'altro vi preannuncio, visto che domani c'è la prima amichevole del Palermo, noi chiaramente non ci fermiamo qui da Ronzone, ma naturalmente manteniamo la porticina aperta su Palermo e su Torretta. Domani piccola chicca in arrivo direttamente da quello che sarà il centro sportivo del futuro, un altro piccolo scatto così per vedere a che punto sono i lavori, perché i tifosi scalpitano, i tifosi vogliono vedere, come si suol dire, dallo spioncino, dalla fessura, dalla serratura della porta, al buco della serratura, e chiaramente noi siamo anche qui per questo. Ci chiede Salvatore Calabria notizie su Elia. L'unica notizia certa su Elia è che non farà parte della rosa del Palermo 2023-2024, a meno che non si dovesse sbloccare qualcosa di clamoroso, ma allo stato attuale Salvatore Elia, per quanto bene abbia fatto e per quanto, possiamo dirlo, sia mancato al Palermo nella seconda metà della stagione, soprattutto dopo il passaggio al 3-5-2, dove le sue doti di passista sarebbero tornate molto utili, purtroppo non tornerà. Sicuramente si aggregherà all'Atalanta, che è club proprietario del suo cartellino. Atalanta che ha avuto delle richieste particolarmente alte, si parla di 3 milioni e mezzo per il riscatto del cartellino, almeno questa era la cifra inizialmente prevista per il riscatto. Non c'è stato il sospirato sconto, e poi tra altre cose anche un giocatore in uscita da un lungo infortunio, che a differenza ad esempio di Stulac e Di Mariano è di difficile valutazione, visto che Stulac e Di Mariano sono di proprietà del Palermo,
o comunque per Stulac è scattato il riscatto, l'obbligo di riscatto, per Elia il discorso è stato un po' diverso, scelta che ci può stare considerando che il Palermo ha preso Roberto Insigne, può contare su Di Mariano, può contare su Valente, chissà un altro colpetto in fase offensiva qualora dovesse succedere. In tal senso vediamo quelle che sono state, quello che è stato oggi l'incontro, la passeggiata Rinaudo-Bicon. Sì, il DS Rinaudo continua ad essere piuttosto attivo dal punto di vista del mercato, però come ci chiedeva il tifoso che ci sta seguendo, per quanto riguarda le conferme dei giocatori che l'anno scorso erano in prestito, non erano del Palermo, per cui si discuteva di un potenziale riscatto, diciamo che le situazioni sono state praticamente tutte definite, non ce ne sono in divenire, l'unico elemento che resta col punto interrogativo è quello di Verre, ma semplicemente perché la situazione societaria della Sampdoria non ha permesso una valutazione pronta per quelli che erano i termini contrattuali, quindi potrebbero esserci delle nuove discussioni, ma al momento restano tali, non ci sono ancora degli accordi predefiniti. Sì, non ci sono accordi su Verre, il Palermo credo che stia facendo naturalmente dei sondaggi, così come sugli altri nomi fatti per il centrocampo, con Locolo o con Locolo. Questo se dovesse arrivare in ritiro sicuramente glielo chiederemo, la pronuncia del cognome così come la chiederemo a De Planche a questo punto, visto che la trattativa corre proprio sul filo, sembra che ci sia già un accordo tra i giocatori e le rispettive squadre, perché Massolo ha detto di sì ad un eventuale trasferimento al Vicenza, lo ha convinto molto di più rispetto al progetto Pescara, perché come detto tra l'altro ieri anche da Aldo Sessa durante Pillole di Sessa, il progetto tecnico del Pescara non lo vedeva come titolare, perché c'era un altro ex Milan, ovvero sia Plizzari, come portiere titolare. In questo caso l'addio di De Planche aprirebbe le porte della porta, utilizziamo un gioco di parole, a Samuele Massolo, e De Planche sarebbe naturalmente d'accordo ad andare a Palermo, per quanto non abbia la certezza, anzi abbia la certezza di non essere il titolare, però crescere dietro ad un portiere come Pigliacelli, che tra altre cose è un portiere che parla molto con i compagni, ma solo stesso l'ha detto di avere un ottimo rapporto, di instaurato un ottimo rapporto con Mirko Pigliacelli. Questo sicuramente sarà un ottimo trampolino di lancio, un'ottima crescita. Poi chissà, il Palermo potrebbe ritrovarsi in casa il portiere del futuro. Altri movimenti per il momento non ce ne sono, almeno non ne risultano. Noi vediamo sempre Leandro Rinaudo col telefono, praticamente gli AirPods sono ormai il prolungamento del suo orecchio. Parla di continuo, tante cose la presenza di Riccardo Bigon non è casuale. Voglio pensare che non sia casuale. Vedremo naturalmente, è ancora abbastanza presto. Il mercato è iniziato da neanche 2 settimane e il Palermo ha già piazzato 5 colpi, tra l'altro 4 colpi di esperienza e uno di grande prospettiva, ma secondo me Vasic è un giocatore già pronto. Intanto saluto e ringrazio Francesco Manzella da Enna, un nostro fan direttamente da Enna, che ci fa i complimenti per le belle immagini che mostriamo. Noi ovviamente ringraziamo, così come ringraziamo tutti quelli che ci seguono, ci commentano sui video, sugli articoli, insomma. Lavoriamo per voi, possiamo dirlo. Il panorama ci aiuta, c'è da dire. Il panorama aiuta, i calciatori naturalmente si prestano, tra virgolette, perché come avete potuto anche vedere dalle immagini della partitella di oggi, ribadiamo il gran gol di Edoardo Soleri, la zampata di Leonardo Mancuso che è andato in gol anche nel corso degli esercizi. Tra i commenti leggevamo una scarsa vena realizzativa, oggi nella partitella di fine allenamento 4 gol, quindi sicuramente non ci si può lamentare. Tu poc'anzi parlavi di Stulaz, è andato in gol anche lui. Giocatore che da capire il suo inserimento, perché si dice forse è ancora troppo presto per renderlo titolare, ha bisogno di qualche partita, ce ne saranno 5 nel giro di 20 giorni, quindi potrebbe allenarsi in un certo senso per la stagione. Assolutamente sì, sappiamo benissimo che il campionato è lungo e ancora lungo il percorso che ci porterà all'inizio della Serie B, per cui le gerarchie non sono affatto definite alla corte di Corini, soprattutto per quel che riguarda i nuovi innesti che sono appunto arrivati da pochissimo. Noi abbiamo visto Insigne subito in campo dopo il suo arrivo, è passato dal treno al campo senza toccare l'asfalto e ha dimostrato subito di essere prontissimo. La valutazione che noi abbiamo fatto è di un giocatore veramente all'altezza di quelle che sono le ambizioni del club di Viale del Fante e speriamo ovviamente che si confermi anche sul campo al momento giusto. Però per quanto riguarda la vena realizzativa, ecco, è veramente presto per parlarne.
Sono assolutamente d'accordo. Io stavo andando al calendario degli appuntamenti del Palermo per avere la conferma che la bassa un'ania, quindi non credo che avessi ragione tu, ma del resto mai dare torto ad una donna. Legge di vita, mai corretta come in questo caso. Io direi di chiudere, direi di andare proprio con i saluti finali. Domani, ore 17, Palermo contro Bassa 18. Unania, ore 18, perché vedi, mai dare torto ad una donna. Parte 2. Qui intanto Giuseppe Di Salvo, qui una risposta che diamo a tanti, perché comunque in tanti ce l'hanno segnalato anche in privato, e poi diamo la risposta a Gianluca Di Fiore. Prima Giuseppe Di Salvo, per ordine cronologico, a diretta si blocca in continuazione. Purtroppo da queste parti non godiamo di grandi mezzi dal punto di vista della connessione, c'è un punto diciamo di accesso vicino il nostro punto, la nostra zona stampa, ma onestamente preferiamo magari avere una diretta meno fluida, ma comunque con il campo alle nostre spalle, piuttosto che inquadrarci noi stessi con la recinzione dietro. Naturalmente la potrete recuperare perché rimane ovviamente sulla pagina Facebook, rimane sul canale YouTube, quindi ovviamente potrete recuperarla in qualsiasi momento voi vogliate. Chiudiamo con la domanda di Gianluca Di Fiore: ma domani la fate la diretta per l'amichevole? Grazie se lo fate. Chissà, chissà. Domani mattina con un bel post, chissà, saprete. Intanto vi salutiamo. A presto, a domani, ci vediamo per E l'amichevole. non dimenticatevi i social. Ciao!